A Torri di Quartesolo una paratoia misteriosamente chiusa, impedendo il deflusso dell'acqua piovana, ha fatto rivivere la paura di una alluvione ancora una volta. Giovedì notte è tornata l'angoscia. I residenti dei quartieri a ridosso del fiume Tesina, che hanno impresso nella memoria quanto accaduto nel 2020, hanno temuto infatti che il disastro potesse ripetersi. Via degli Alpini, via dei Fanti sono stati ricoperti improvvisamente da diversi centimetri d'acqua, nonostante non fosse in corso una perturbazione preoccupante. Qualcuno ha cominciato a spostare le auto dai garage e qualcun altro ha allertato il sindaco per capire cosa stesse succedendo. Ho constatato la situazione e ho pensato che, di controllare proprio quella paratia lì, e difatti era chiusa. Personalmente assieme a un altro paio di persone l'abbiamo aperta subito e come è stata aperta si è scaricata tutta l'acqua. Una volta scongiurato il pericolo immediato si è cercato subito di capirne le cause. Rispetto alle precipitazioni anche precedenti, devo notare che nelle settimane scorse è piovuto moltissimo, non c'è stato nessun problema, quindi quella saracinesca lì è stata chiusa o la sera prima o il giorno stesso. Qualcuno l'ha manomessa. Ho fatto denuncia perché non può essere che succeda questo. Nel frattempo che le indagini facciano il loro corso, per la paratoia incriminata, tallone d'Achille della difesa idraulica, verrà migliorata la sicurezza. Nessuno aveva mai pensato di manomettere questa parte, è successo, quindi non dovrà più succedere. Allora, tranquillizzo tutti i residenti dicendo il comando di questa saracinesca è stato messo in sicurezza, videosorveglieremo la zona e comunque diciamo, in questo momento nessuno può manomettere la saracinesca se non chi è addetto ai lavori.